Benvenuti e bentornati. Oggi è sabato 28 marzo 2026. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 18:31. La luna si leva alle 13:17 e cala alle 3:38. Oggi la Chiesa celebra San Castore martire. Il nome deriva dal greco castor, con il significato di colui che eccelle. Il 28 marzo si celebra la Giornata mondiale dell'endometriosi. Istituita nel 2014, questa ricorrenza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologia cronica e spesso sottovalutata che colpisce circa 190 milioni di donne nel mondo. Almeno 3 milioni sono solo in Italia. La prevenzione e la diagnosi precoce restano quindi le armi più efficaci per il miglioramento della qualità di vita delle pazienti. Lady Gaga, artista poliedrica e icona pop, compie oggi 40 anni. Dai tempi di The Fame nel 2008 ha rivoluzionato la musica e il cinema mondiale. Con 124 milioni di dischi venduti, un premio Oscar e 13 Grammy, Stefani Germanotta entra negli ANTA, confermandosi una delle figure più influenti e creative della nostra epoca. Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, festeggia oggi i suoi 74 anni. Figura centrale delle istituzioni del Nord Italia, ha guidato la regione durante la crisi sanitaria del 2020 e continua ad essere un punto di riferimento per l'amministrazione lombarda. Mario Vargas Llosa, gigante della letteratura mondiale, compie 90 anni. Premio Nobel per la letteratura nel 2010, lo scrittore peruviano ha saputo raccontare con maestria le contraddizioni della società sudamericana e i meccanismi del potere attraverso i suoi capolavori come La città e i cani. Il 28 marzo 1923 veniva istituita ufficialmente la Regia Aeronautica. Con questo regio decreto l'Arma del Cielo otteneva la propria autonomia, diventando la terza forza armata italiana accanto all'esercito e alla marina. Dopo la nascita della Repubblica ha assunto il nome attuale di Aeronautica Militare, eccellenza tecnologica e operativa del nostro paese. C'è davvero un pericolo imminente degli asteroidi? Per scoprirlo, gli astronomi usano la scala Torino, che va da 0, cioè nessun pericolo, a 0, cioè collisione certa. Per scoprirlo, gli astronomi usano la scala Torino, che va da 0, nessun pericolo, a 10, collisione certa. Recentemente l'asteroide 2024 YR4 è stato monitorato attentamente. Sebbene ci sia una piccola probabilità statistica di impatto per il 2032, la scienza dispone oggi di tecnologie come la missione DART capaci di deviare la traiettoria di questi corpi celesti. Buongiorno ai 12, la Luna e Giove cominciano a separarsi, ma non per questo non regalano allo zodiaco una splendida giornata. Vediamo per chi lo sarà. Ariete, per voi oggi è una giornata con ancora qualcosa da risolvere, ma al lavoro i cambiamenti saranno incisivi e che porteranno anche tante belle novità che in fondo vi piaceranno e vi agevoleranno. Portate pazienza e state a guardare, non saltate subito alle conclusioni. Toro, una giornata splendida per voi oggi, la Luna e Giove vi rassicurano ancora e promettono anche delle piccole entrate che per voi sono la prova che avete agito bene, scelto bene. Ora fate qualcosa per la casa, per la famiglia e per i vostri affetti, ne avete il tempo. Gemelli, per voi oggi è una giornata molto positiva, una giornata che abbraccia per la prima volta un cambiamento importante, un passaggio di stato in cui vi sentirete più sicuri, più abili e decisamente più a vostro agio. Cancro, per voi oggi è ancora una giornata da sogno, la Luna è ancora nei vostri gradi e la congiunzione con Giove l'aiuta a espandere tutte quelle che sono le vostre emozioni. Ci sono purtroppo dei doveri in cui in questo momento così trasognato e trasognante non potete comunque permettervi di tralasciare. Cercate quindi di essere un pochino più presenti coi doveri. Leone, giornata splendida, sta arrivando la Luna a emozionarvi, a portarvi una buona notizia e anche dei buoni influssi economici, ma sono soprattutto Sole, Saturno e Nettuno che cambiano la configurazione delle cose e vi mettono di nuovo in carreggiata in tutta la vostra vita pratica e lavorativa. Vergine, per voi oggi
È una giornata splendida, sembra che tutto il pericolo sia stato superato, che quei momenti d'attesa e di sospensione siano solo un lontano ricordo, quindi abbracciate questa nuova realtà, rassicuratevi e soprattutto procedete creativamente in maniera ordinata come solo voi sapete fare, dedicandovi un pochino di più anche ai sentimenti. Bilancia giornata ancora un po' da rimettere a posto, quella luna in cancro con Giove è stato un potente deterrente a livello emotivo per voi. Già da stasera però andrà meglio, però ancora oggi cercate di rimettere a posto la composizione di un puzzle un po' caotico nella vostra vita che sembra non fare incastrare bene il lavoro e l'amore. Scorpione, per voi oggi la luna è ancora positiva, un bellissimo trigono che si irradia e che vi dà sicurezza e che soprattutto porta delle soluzioni immediate. È un trigono che parla anche d'amore, di passione, soprattutto di una persona con cui potreste costruire anche una famiglia. Sagittario, per voi oggi i pianeti sono molto importanti, sarà però la serata a dare il meglio di sé, proprio perché in serata la luna passerà il leone e un bellissimo trigono accenderà le vostre emozioni. Capricorno, oggi ancora una giornata di luna storta e oggi ancora non siete convinti di fare un passo decisivo. Prendetevi il tempo che volete, non bisogna decidere subito per forza, avete i margini per farlo, state costruendo comunque il vostro futuro, non dimenticatelo. Acquario, una giornata abbastanza impegnativa, piena di emozioni, ricca, che la sera vi lascerà un po' stanchi. Tentate comunque di avere il giusto riposo, il giusto equilibrio anche alimentare. Qualcuno di voi esagera coi bagordi. Pesci, lo zodiaco apre questo weekend in una maniera molto più serena per voi, visto che Mercurio e Marte non sono più stimolati ed eccitati come prima. Potete semplicemente riposare come avreste desiderato tanto per tutta la settimana. In India e nel mondo si celebra spesso in questo periodo Holi, la festa dei colori. Questa celebrazione millenaria segna l'arrivo della primavera e simboleggia la vittoria del bene sul male. Le piazze si riempiono di battaglie di polveri colorate, un rito che invita al perdono, alla gioia e alla fine dei conflitti personali. In giapponese il termine karaoke significa letteralmente orchestra vuota. Kara, vuoto, oke, orchestra. Mentre in Italia è un'esibizione pubblica, in Giappone stiamo parlando di un rito intimo che si svolge nei box, delle stanze private dove gruppi di amici possono cantare in libertà senza essere ascoltati da degli estranei. Oggi ricordiamo la follia mistica di Santa Teresa d'Avila, una donna rivoluzionaria che sfidò le convenzioni della Chiesa per riformare l'ordine dei Carmelitani. Tra estasi divine e visioni che descrisse con una prosa straordinaria, mantenne sempre un umorismo contagioso, amando ripetere «Dio mi liberi dai santi tristi». E ci salutiamo anche oggi con la nostra affezionata frase del giorno. Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. Spero che questo invito a non sprecare il vostro potenziale vi accompagni per tutto il fine settimana. Impegnatevi per i vostri sogni, anche per quelli che sembrano più lontani e più difficili da realizzare. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani per un nuovo appuntamento con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.